è successo, ma se ben gestite, ecco, gli è sufficiente salire una rupe piuttosto che... Oddio, sta proprio continuando a infastidirla, è fantastico. Intanto stavo per subire un attacco qua da parte del Protoss, ma l'ho counterato eccellentemente. Ok, vabbè, comunque questo lavoro di squadra che stiamo facendo è veramente fantastico, perché mentre lui continuava a tenere sotto pressione con questi continui drop che costringevano l'avversario a correre da un lato all'altro della mappa con le sue idralische, qui sta cercando di portare l'avversario su play block, ma a poche unità per ora non ha funzionato. Mentre lui faceva questa operazione, ecco che io sto facendo la quarta base e sto continuando a maxare produzione. Questo è un po' quello che mi piace fare, perché io sono fatto così con lo Zerg, adoro, è la cosa giusta da fare con Zerg, non è che sia proprio una mia strategia, però dico, io adoro creare tante unità e fare tante basi. Ora tornano ad attaccarmi, io muovo il mio esercito, magari se prendo anche questi Ling non è male, sì, ecco, infatti. Notate come i Ling in corpo a corpo su Stalker e Hydralisk siano fantastici, mentre le rocce finalmente hanno tutto il necessario, cioè comunque Stalker e Hydralisk sono costrette a combattere o contro i Ling, che sono troppi, e quindi a sprecare i loro attacchi subendo colpi dalle rocce, oppure se sparano alle rocce comunque vengono rapidamente divorati dai Ling. Vediamo che anche a potenziamenti non sono messo male, e ho fatto anche qualche potenziamento per le rocce, mi pare. Ah, ecco, sì, presto dovrò fare l'evoluzione della Tana in alveare, infatti ho costruito la fossa di infestazione apposta, proprio perché così potrò migliorare ulteriormente gli Zergling e sbloccare ulteriori potenziamenti. Vediamo che qua il rosso si sta espandendo su questo oro e il blu su quest'altro. Il blu con l'Hydralisk che mi ha ucciso l'Overlord che io avevo a guardia, quindi io ora so che lui sta per costruirsi. Qui intanto invece vediamo che Vurdalak ha fatto un errore, non è stato molto attento, e questi due Ling ecco, questo suono minaccioso corrisponde a dov'è? Il Vermenidus, eccolo qua, il Vermenidus del rosso che prontamente andrà a infastidirmi. Nel frattempo io mi sto preparando per distruggere la base che avevo notato sull'oro. Ecco che Vurdalak viene a darmi una mano. Torno pure indietro. Vediamo intanto questo custode che si sta muovendo proprio per dargli la possibilità di avere visione in un punto per fare il Vermenidus. E io decido di attaccare la sua base sull'oro. I miei Ling vengono falciati dai Baneling avversari, ma la cosa non è particolarmente grave, anche perché ecco, quelli che rimangono vanno a sfondare contro le rocce non si fanno niente, le muta soprattutto non si fanno niente contro i Baneling, e quindi la base lui l'ha persa. Però cosa sta facendo? Sta facendo il Vermenidus in questo momento in casa mia, e io concentrato sull'attacco fatto lì mi distrago un attimo. Vedete, ecco che faccio tornare al più presto il mio esercito, ma comunque il mio esercito è composto principalmente da rocce, e le rocce sono lente. Queste mutalische ovviamente non possono fronteggiare le idralische che rapidamente le distruggeranno. Ecco che arriva finalmente qualche Zergling, qualche roccia, mi hanno distrutto il pinnacolo, ho messo in salvo i lavoratori. Intanto vedete come questo impalatore fa tutto il possibile per rendersi utile, e per ora non è bastato. Sto per sfornare altri 14 Zergling e stanno arrivando anche i Marine di Vurdalak. Distrutto un altro impalatore, ora sta puntando sui miei Overlord per mettermi su play block. Vabbè, a giudicare a questo punto del gioco con 4 basi il minerale non era certo un problema, quindi ricostruirmi gli Overlord non sarà questa grande impresa. Grazie ai suoi Marine finalmente riusciamo a respingere l'avversario, Marine che lui non aveva ancora potenziato. Ecco, questo sarebbe un appunto per te Vurdalak, ora che sto rivedendomi il replay. Punta anche sul potenziare i Marine. Siamo riusciti a respingere il Vermenidus, però mi è costato
se non erro soltanto il pinnacolo, però insomma è un costo fastidioso. Intanto il rosso è comunque riuscito a farsi la base qua sull'oro senza che noi ce ne accorgessimo. La base del Protoss è presente, qui presente una seconda base, cioè una terza base del Protoss sull'oro, mentre il blu non ha ancora tentato di ricostruire la base sull'oro e si sta accontentando di questo. Wurdalak avrebbe bisogno di costruire la base dove aveva tentato prima, bloccato dagli Zerglings, non so se ci riproverà. Intanto sto espandendo il mio creep. Giocando contro una coppia di Zerg comunque il problema del creep non si pone, perché anche se non l'avessi, io lo sto espandendo comunque per avere visione e fare scouting in tutta la zona in cui l'ho espanso, ma comunque potrei avere comoda visione di ciò che accade lo stesso, perché cioè, per la questione della velocità di spostamento volevo dire, scusate, sarei comodo ugualmente. Intanto vediamo che sto ammassando altre truppe. Ora sto pingando là dove c'era la base vecchia per dire a Wurdalak se torna a dare un'occhiata, ma vediamo un po' quali sono le truppe avversarie. Qui sono presenti delle sentry e degli immortal, tante sentry, tante sentinelle. Finito il minerale della prima base, sì, vedremo probabilmente che riprenderà a produrre massivamente solo quando, ecco, questa base verrà rifullata e comincerà una produzione seria. Qua invece sta andando un massivo di Zergling e Beneling, vediamo se ha ricostruito qualche edificio. Ha ricostruito l'edificio per i Beneling ma non quello per le idralische. Sento dei colpi, dove sono? Oh mio Dio, mi sono perso qualcosa, non riesco a capire dove sono i colpi. Vabbè, vediamo che qui sta facendo un altro Vermenidus, probabilmente sempre a casa mia, sì, ecco. Questa volta però le mie truppe erano subito sotto casa mia, quindi mi è più facile reagire. Ed ecco che questa volta mi scaglio immediatamente contro l'avversario con un esercito di Roach molto grosso e anche potenziato, non molto potenziato, ma quel tanto che basta per portare a termine la missione. Questa volta li ho ricacciati senza subire il minimo danno. Vediamo che intanto Wurdalak con ben 5 Medivac ha deciso di sfornare un drop pesantissimo. Il rosso sta smadonnando perché tutte le sue idralische sono state falciate. Vediamo come le sentry riescono a dividere i marine, che a questo punto decidono di risalire sulle Medivac e di scappare. Giustissimo da parte di Wurdalak, che ha fatto un bel po' di danni e è riuscito a rovinare la festa al Protoss. Intanto il rosso ha deciso di expare anche qui. Ah, qui probabilmente ecco dove erano i colpi. Evidentemente Wurdalak ha distrutto la seconda base sull'oro del rosso, che ora sta tentando di costruirlo nella direzione opposta. Intanto l'esercito di sentry si sta muovendo. Qua altre idralische, vediamo. Ah, ecco cosa mi sono perso, delle simpatiche Banshee invisibili che stanno seminando il terrore a casa degli avversari, che ora che hanno dei custodi cominciano a potersi difendere, ma nel frattempo hanno subito parecchi danni. Ecco che sta tentando di distruggere nuovamente il pinnacolo per avere il dominio del cielo, ma io sto subendo un attacco da parte del Protoss, un ingente quantitativo di sentry con qualche immortal che attaccano la mia seconda base. Vediamo con cosa verranno counterati. Ecco, con un esercito di parecchie mutalische e tante Roach. Gli immortal non possono sparare alle mie mutalische, soltanto le sentry, ma il danno delle sentry è piuttosto ridotto, quindi sono riuscito a respingerli senza farmi distruggere la base. Ho perso soltanto la regina, ma vabbè, la ricostruirò. Non si costruisce una regina, però vabbè, il concetto l'avete capito. Qua vediamo un esercito di Zergling che si muove minaccioso, tenta di scoprire se è stata costruita una base sull'oro, ma non è successo. Qui intanto delle idralische sento altri spari. Ah sì, qua sta tentando di difendersi perché c'è stato evidentemente un drop da parte del blu a casa sua di Zergling e Beneling. Questa base ormai non era più operativa perché aveva terminato i minerali, era giusto utile per il Vespene. Ecco che infatti finalmente si è costruito la base qui e qui sta per succhiare tutto il rimanente. Vediamo queste idralische che si fanno falciare dai suoi marine. Qui intanto lui ha fatto un altro drop
a casa del Protoss. Devo dire che è una partita difficile da seguire nel filmato perché stanno accadendo un sacco di cose contemporaneamente in luoghi diversi. Vediamo che qui si sta muovendo con l'esercito di Ling per entrare nella mia prima base, la mia base primaria, dove incontra soltanto la resistenza di un paio di regine e probabilmente perderò il pinnacolo di nuovo. Spero di non perdere anche la base, ma no, la base all'ultimo stadio è molto grossa e difficile da distruggere. Ecco che arrivo a difendermi, ho salvato la base ma ho perso nuovamente il pinnacolo. Nel frattempo, tentativo di costruzione del blu disperato che ha finito le risorse in tutte le sue basi e sta cercando di costruirne altre. Nel frattempo Wurdalak continua questa sua opera di infastidimento sul Protoss, direi ormai definitiva, visto che il Protoss non ha quasi più niente, perché ha perso anche la base sull'oro. Sta spostando le sue sonde al massacro contro di me, ok? Ha deciso di perderle tutte. Lui intanto gli sta distruggendo la base. Qui intanto il blu è ridotto al nulla perché sta appena how can you win? Ci chiedono come abbiamo fatto a vincere. Intanto qua sta sfornando altri idralischi, questa volta a casa di Wurdalak, il quale subirà sicuramente dei danni per questo attacco, perché ora ecco, sollevare le caserme non gli basterà. Però direi che ormai la vittoria si sta facendo non più un sogno, ma sta diventando qualcosa di concreto e realizzabile, perché vediamo che comunque il rosso ha sì soltanto queste due basi, il blu sta cominciando a rendersi operativo ora, ma hanno subito comunque grandi perdite da parte di Wurdalak con i suoi drop. Io qui ora sto attaccando, ho raggiunto ormai mi pare anche il 200 su 200, quasi, siamo a 189 su 190. Qui Wurdalak sta tentando di fronteggiare un po' le idralische con i suoi marine e le sue banshee, sta facendo notevoli danni perché comunque ormai il rosso è un po' in uno stato di panico. Io arrivo a dare manforte quando ormai però mi rendo conto che la cosa si è conclusa, perché non si era portato un osservatore, quindi le banshee invisibili sono riuscite comodamente a fronteggiare la cosa. Il Protoss ormai è inesistente, restano ancora i due zerghe che però sono troppo indietro perché non hanno più gli edifici per costruire unità, stanno tentando di rievolversi ora ma troppo tardi, perché io ormai ho un esercito enorme, 199 su 200, posso permettermi di conquistare il mondo senza problemi. Beh, come dicevo, una bellissima avventura con Wurdalak che ci ha portato alla vittoria in uno scontro in 2 contro 3. Mi dispiace se nel video si sono persi alcuni scontri, ma come dicevo è veramente difficile stare dietro a una partita come questa nel registrare il replay, perché avvengono scontri contemporanei in vari punti della mappa, soprattutto da parte di Wurdalak, che ha fatto questi drop fantastici utili proprio a guadagnare un vantaggio in una condizione di inferiorità come quella in cui ci trovavamo, perché laddove gli avversari hanno un maggiore contingente, spostare il loro contingente da una zona all'altra costringendolo a difendersi da più fronti contemporaneamente ti permette di fare dei danni, anche se uno scontro, cioè noi dovevamo evitare lo scontro diretto perché le nostre truppe erano evidentemente in minor numero, in inferiorità numerica, però con questa strategia del colpo tattico così lui è riuscito a rallentare e a fare dei notevoli danni, dando a me il tempo di produrre ingenti quantità di truppe che ci hanno portato poi alla vittoria. Beh, qui io intanto sto distruggendo tutto, anche se la partita si è conclusa, per il puro divertimento di farlo, anche per allentare un po' la tensione di una partita che è stata veramente pesante, in quanto comunque durante ogni attacco ero costretto a produrre un esercito in base sufficiente a difendersi da un secondo attacco, insomma non potevo mai concedermi nessuna leggerezza. Spero che questo video vi sia piaciuto, a noi giocarlo è piaciuto tanto e spero presto di fare altre partite con Wurdalak, che a partita finita posso dire ottima la gestione, ma
comunque effettivamente delle carenze ci sono state, perché ha fatto soltanto Marine e Medivac, che comunque insomma in 40 minuti di gioco sarebbe stato possibile fare anche truppe un pochino più potenti. Comunque un utilizzo e una micro fantastiche, essendo le prime armi non possiamo dirgli niente, anzi complimenti. Ciao a tutti, al prossimo video.